Ciao ragazzi, buona domenica, benvenuti nella mia nuova rubrica della favoletta in napoletano. Ogni settimana vi racconterò una favoletta in napoletano. Lo sapete qual è la favoletta che a me mi fa impazzire? Cenerentola, perché io sono una romanticona. Ragazzi, ma sapete perché si chiamava Cenerentola? Cenerentola stava sempre vicino camina e era sempre sporca di cenere e quindi insomma l'avevano chiamata Cenerentola. Poi un bello giorno principe era diventato re e niente, per diventare re si era sposato. Allora facette una bella pensata, dicette ma organizza una bella festa al Palazzo Reale e ha già invitato tutte e guaglione lo quartiere. Ragazzi, Cenerentola voleva andare a questo ballo, però che era una povera guagliona, non teneva niente e non sapevo come era fa per gli sta festa, però Cenerentola però teneva un sacco di amicizia e tra le amicizie teneva Fatina. Aiù, a Fatina ricetta, non ti preoccupare, mo veghi, fidati di me. Ragazzi, pigliai lui su ricilla, due topini e una cocozza, la zucca e la trasformai in una carrozza che cavalla. Però ricetto aglio bada bene, a mezzanotte a staccare, perché scompare tutto coso su c'ero macello. Ragazzi, Cenerentola con un bello vestito si presentò al ballo, ma voglio spaccaio, era la più bella di tutto quanto, quando il principe avretto, ma proprio non capette più niente. Facettero un bello ballo, però se stavo facendo tardi, Maro Cenerentola sono fietto, ricetta, Maro chi senta fatina, correndo, voglio per detta scarpetta. Voglio, sperando che Cenerentola se la fa Piero, perché sennò il principe, secondo me, non avrebbe mai raccolto quella scarpetta, per poi cercarla. Ragazzi, lui non capite più niente, dicette, ma è già trovato che sta guagliona, perché mi piace troppo assai. Ragazzi, il giorno dopo girò tutto il paese, casa a casa si facette sto povero Cristo, per trovare la proprietaria della scarpetta, fin tanto che arrivai a casa delle sorellastre di Cenerentola, voglio che erano proprio fotenti ed erano anche invidiose perché loro si volevano accalappiare al loro principe, però io Cenerentola era tutta una cosa, non pazziamo proprio. Arrivato lì, ma io, il sorellastro, non ci aveva scarpetto, niente da fare. Come se la provo Cenerentola, ma io la scarpetta calzava a pannella. O principe ricetta, finalmente ha già trovato la femmina per me. Ragazzi, e così si sposarono e vissero felici e contenti. E Cenerentola però sa una soddisfazione a questo punto. Torna a casa di sorellastre e dicetta, aiù, quando ci può. Ragazzi, spero che vi sia piaciuta questa rubrica. Scrivetemelo nei commenti e la settimana prossima mi potete anche suggerire voi una favoletta e io ve la traduco integralmente in napoletano. Vi saluto, vi auguro buon proseguimento di domenica. Ciao, un bacio a tutti, alla prossima rubrica.